Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Mercoledì scorso abbiamo ascoltato la parabola del giudice e della vedova sulla necessità di pregare con perseveranza. Oggi, con un'altra parabola, Gesù vuole insegnarci qual è l'atteggiamento giusto per pregare e invocare la misericordia del Padre. Come si deve pregare? Un atteggiamento giusto per pregare. È la parabola del fariseo e del pubblicano. Entrambi i protagonisti salgono al Tempio per pregare, ma agiscono in modi molto differenti, ottenendo risultati opposti. Il fariseo prega stando in piedi e usa molte parole. La sua è sì una preghiera di ringraziamento rivolta a Dio, ma in realtà è uno sfoggio dei propri meriti, con senso di superiorità verso gli altri uomini, qualificati come ladri, ingiusti, adulteri, come ad esempio, e segnala quell'altro che era lì, questo pubblicano. Ma proprio qui è il problema. Quel fariseo prega Dio, ma in verità guarda se stesso, prega se stesso, invece di avere davanti gli occhi il Signore a uno specchio. Pur trovandosi nel Tempio, non sente la necessità di postrarsi dinanzi alla maestà di Dio. Sta in piedi, si sente sicuri, quasi fosse lui il padrone del Tempio. Egli elenca le buone opere compiute, è irreprensibile, osservante della legge, oltre il dovuto, digiuna 2 volte alla settimana e paga le decime di tutto quello che possiede. Insomma, più che pregare, il fariseo si compiace della propria perseveranza, della propria osservanza dei precetti. Eppure il suo atteggiamento e le sue parole sono lontani dal modo di agire e di parlare di Dio, il quale ama tutti gli uomini e non disprezza i peccatori. Questo disprezza i peccatori, anche quando segnala l'altro che è lì. Insomma, quel fariseo che si ritiene giusto trascura il comandamento più importante, l'amore per Dio e per il prossimo. Non basta dunque domandarci quanto preghiamo. Dobbiamo anche chiederci come preghiamo, o meglio, com'è il nostro cuore. È importante esaminarlo per valutare i pensieri, i sentimenti ed estirpare arroganza e ipocrisia. Ma io domando, si può pregare con arroganza? No. Si può pregare con ipocrisia? No. Soltanto dobbiamo pregare davanti a Dio come noi siamo. Ma questo pregava con arroganza e ipocrisia. Siamo tutti presi della frenesia del ritmo quotidiano, spesso in balia di sensazioni, frastornati, confusi.
è necessario imparare a ritrovare il cammino verso il nostro cuore, recuperare il valore dell'intimità e del silenzio, perché è lì che Dio ci incontra e ci parla. Soltanto a partire da lì possiamo a nostra volta incontrare gli altri e parlare con loro. Il fariseo si è incamminato verso il Tempio, è sicuro di sé, ma non si accorge di aver smarrito la strada del suo cuore. Il pubblicano invece è l'altro. Si presenta nel Tempio con animo umile, con animo pentito, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto. La sua preghiera è brevissima, non è così lunga come quella del fariseo. O Dio, abbi pietà di me peccatore. Niente di più. O Dio, abbi pietà di me peccatore. Bella preghiera, eh? Possiamo dirla 3 volte tutti insieme? Diciamola. O Dio, abbi pietà di me peccatore. O Dio, abbi pietà di me peccatore. O Dio, abbi pietà di me peccatore. Infatti, gli esatori delle tasse, detti appunto pubblicani, erano considerate persone impure, sottomesse ai dominatori stranieri, erano malvisti dalla gente e in genere associati ai peccatori. La parabola insegna che si è giusti o peccatori non per la propria appartenenza sociale, ma per il modo di rapportarsi con Dio e per il modo di rapportarsi con i fratelli. I gesti di penitenza e le poche e semplici parole del pubblicano testimoniano la sua consapevolezza circa la sua misera condizione. La sua preghiera è essenziale, agisce da umile, sicuro solo di essere un peccatore bisognoso di pietà. Se il fariseo non chiedeva nulla perché aveva già tutto, il pubblicano può solo mendicare la misericordia di Dio. E questo è bello, mendicare la misericordia di Dio. Presentandosi a mani vuote, con il cuore nudo e riconoscendosi peccatore, il pubblicano mostra a tutti noi la condizione necessaria per ricevere il perdono del Signore. Alla fine, proprio lui, così disprezzato, diventa un'icona del vero credente. Gesù conclude la parabola con una sentenza. Io vi dico, questi, cioè il pubblicano, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà insalzato. Di questi due, chi è il corrotto? Il fariseo. Il fariseo è proprio l'icona del corrotto che fa finta di pregare, ma soltanto riesce a pavoneggiarsi di se stesso davanti a uno specchio. È un corrotto, ma fa finta di pregare. Così nella vita chi si crede giusto e giudica gli altri e li disprezza è un corrotto, è un ipocrita. La superbia compromette ogni azione buona, svuota la preghiera, allontana da Dio e dagli altri. Se Dio predilige l'umiltà, non è per avvilirci,
L'umiltà è piuttosto condizione necessaria per essere rialzati da Lui, così da sperimentare la misericordia che viene a colmare i nostri vuoti. Se la preghiera del superbo non raggiunge il cuore di Dio, l'umiltà del misero lo spalanca. Ma Dio ha una debolezza, la debolezza per gli umili. Davanti a un cuore umile, ma Dio apre il suo cuore totalmente. E questa umiltà che la Vergine Maria esprime nel cantico del Magnificat, ha guardato l'umiltà della sua serva di generazione in generazione, la sua misericordia per quelli che lo temono. Ci aiuti lei, nostra Madre, a pregare con cuore umile. E noi ripetiamo 3 volte in più quella bella preghiera. O Dio, abbi pietà di me peccatore. 3 volte. O Dio, abbi pietà di me peccatore. O Dio, abbi pietà di me peccatore. O Dio, abbi pietà di me peccatore. Grazie.